Eder. Mech. Pallister. Siamo arrivati al punto che Quarto Grado sta copiando quello che fece Bruno Vespa con la Franzoni. Cioè, tutto fa spettacolo, tutto è un business, e anche il crimine lo è. L'audience per il caso di Liliana Resimovic è altissimo, come lo fu per il caso di Cogno della Franzoni. Pensate che delle cose che capitarono quella notte in casa della Franzoni, quando uccise il bambino, non si sono mai sapute, o meglio, sono venute fuori dopo 2 anni. Ma gli inquirenti sapevano già tutto. Era necessario per quegli anni che ci fosse qualcosa che distaccasse le persone dai problemi politici ed altro. Secondo me questo sta di nuovo accadendo, perché questo caso, che doveva essere chiuso penso nel giro di un mese, siamo a 2 anni e mezzo, arriveremo a 3, forse con nessuna conclusione, però tutto è spettacolo e quindi lo spettacolo deve andare avanti. A Quarto Grado non gliene frega assolutamente nulla di Liliana Resimovic, non è interesse a prendere il criminale, l'interesse è fare audience, e questo è vergognoso. Ho consigliato più volte a Claudio Sterpin di non andare a Quarto Grado, che è una trasmissione vergognosa. Ma Claudio non capisce, pensa che andando a Quarto Grado non si spengano i riflettori su Liliana. Sarebbe più opportuno andare a Chi l'ha visto. Non faccio una pubblicità alla TV italiana, alla Rai, non me ne frega assolutamente nulla, ma è la sensibilità e la serietà di come viene gestito un omicidio da parte di Chi l'ha visto, dalla dottoressa Masciarelli. Invece, mi dispiace dirlo ancora una volta, Quarto Grado è un teatrino con personaggi anche molto discutibili. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.